1 Giovanni, capitolo 4. Terza condizione. Guardarsi all'anticristo e rumunno. Carissimi, se uno dice di tenere lo spirito di Dio, non lo credete subito. Esaminate il primo buono per vedere se è vero che tiene in essa lo spirito che viene a Dio. Perché parecchi profeti favoli sono comparati in il mondo e si sono messi a predicare. A prova che uno tiene in essa lo spirito di Dio è questo. Se chi sta accetta, ancora popolo che è Gesù e chi lo Cristo che si fa uomo, tiene certo lo spirito di Dio in essa. Se invece non l'accetta, vuol dire che non tiene chi lo spirito che viene a Dio, ma chi è l'anticristo. Voi sapete che l'anticristo ha da venire, e beh, io dico che già sta in questo mondo. Ma voi, figli miei, appartenete a Dio e avete abbangiuto chi le predicature favole e bugiardo, perché chi lo spirito di Dio che sta in da voi è assai più rosso che lo spirito del diavolo, che sta in da tutti quelli che appartengono a questo mondo. Chi sta appartengono al mondo e proprio per questo parlano sempre tutte queste cose del mondo e il mondo sta a sentire. Noi invece apparteniamo a Dio e chi conosce Dio sente pure quello che diciamo noi. Chi non appartiene a Dio non sta manco a sentire a noi. Solo così noi siamo capaci di conoscere se uno tiene lo spirito della verità o chi la bugia. Dio è amore. Carissimo, volimmoci bene l'uno con l'altro perché l'amore viene solo a Dio. Chi tiene questo amore è diventato figlio di Dio e conosce Dio. Chi non tiene questo amore non conosce Dio, perché Dio è amore. Dio ha spalvato così l'amore suo per noi, ha mandato in mondo figlio suo, l'unico che teneva per girare la vita. L'amore è questo, non siamo stati noi a volere bene a Dio per primo, ma è stato esso che ci ha voluto assai bene a noi e ha mandato figlio suo Gesù Cristo, per ci fare perdono di tutti i peccati che noi abbiamo fatto. Figliolini miei, se Dio ci ha voluto bene così, pure noi ci abbiamo voluto bene l'uno con l'altro. Dio nessuno l'ha vista mai, ma se noi ci vogliamo bene l'uno con l'altro, esso rimane rinda a noi, e l'amore suo o veramente è rifinito rinda a noi. A questo noi ci potremmo conoscere, che noi rimaniamo rinda a Dio, e esso rimane rinda a noi, perché in Dio ci ha dato come Maria lo spirito suo. Dio ha mandato figlio suo Gesù per salvare il mondo. Noi l'abbiamo visto e siamo pure l'attestante suo. Se uno accetta ancora popolo che Gesù è figlio di Dio, tanto è unito a Dio e Dio è unito a esso. Noi sappiamo e crediamo che Dio ci va bene assai, perché Dio è l'amore e chi cambia dall'amore è unito a Dio e Dio sta rinda a esso. A così è stato per Gesù e la stessa cosa ci darà pure a noi rinda a questo mondo. Se l'amore di Dio è perfetto, rinda a noi, ci stiamo pure sicuro poi giorno del giudizio, perché chi cambia rinda all'amore di Dio non si piglia mai a paura. Anzi, quando l'amore di Dio veramente è finito rinda a noi, scaccia lontana la paura a cuore a noi. Chi tiene paura si aspetta un castigo e non cambia rinda a chi l'amore di Dio con una maniera buona. Noi vogliamo bene a Dio, perché esso per primo ci ha mostrato tutto l'amore suo. Se uno dice voglio bene a Dio e poi non va bene al frate suo, chi è solo un bugiardo, perché se uno non va bene al frate suo, capire come a favore bene a Dio che non vede, ma il comandamento che a Dio già rata è questo, chi va bene a Dio, ha da voler bene pure tutti i frati suoi.